Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scontri allo stadio di Padova, 11 arresti e 17 Daspo. 4 dei teppisti coinvolti anche negli incidenti al Massimino in cui morì l'ispettore Raciti. Il sindaco Trantino, danno all'immagine della città. Salvini, Schlein in Sicilia, scontro a distanza sul ponte. Si farà, ribadisce il ministro. Servono interventi ora, non fra 20 anni, replica la segretaria del PD. Cresce la metro a Catania, inaugurati i lavori del primo lotto fra Mister Bianco e Paternò, ma le ultime tratte urbane sono bloccate da un contenzioso. 19 milioni di euro per potenziare i centri per l'impiego in Sicilia. Dopo le assunzioni il governo regionale stanzia nuovi fondi. Azzeravano il contachilometri delle auto per rivenderle a prezzi gonfiati. Scoperte a Caltanissetta oltre 100 vetture manipolate. Le donne che sanno parlarsi e superare le bandiere anche quando sono in guerra. In collegamento a Catania 2 madri da Israele e Cisgiordania. Calcio, Catania-Padova si giocherà a porte chiuse. Il club etneo rinuncia a presentare ricorso. A rischio c'è anche Catania-Giuliano. E ancora in apertura la guerriglia di Padova con le sue pesanti conseguenze, 11 arresti e 17 Daspo, anche nei confronti di 4 ultra coinvolti nel 2007 negli scontri che costarono la vita all'ispettore Raciti. Vediamo il servizio. 11 arresti, 8 feriti e 17 Daspo. Oltre ai numeri della guerriglia di Padova fa scalpore ed indigna la notizia che 4 ultracatanesi coinvolti negli scontri dell'Euganeo avevano già preso parte il 2 febbraio 2007 ai tafferugli che costarono la vita all'ispettore di polizia Filippo Raciti, una ferita che non si rimargina e che macchia ancora una volta l'immagine di Catania. Nello specifico si tratta del tifoso che ha scavalcato e aperto il varco utilizzato per l'invasione, del supporter arrestato all'aeroporto di Catania mercoledì mattina. Gli altri 2 ultra sono stati fermati rispettivamente a Linate e Venezia, il primo mentre si stava imbarcando per Edimburgo e i 4, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, appartenevano all'ex gruppo ultra ANR. Durissimo il sindaco di Catania Trantino, ci vanno di mezzo la tifoseria vera e l'immagine di Catania, ha detto. Il solo risultato è l'avere screditato la reputazione della nostra città, penalizzando migliaia di tifosi. Abbiamo compiuto sforzi importanti per ridare dignità al nostro stadio, ha precisato Trantino, ed invece assistiamo ad atti inqualificabili come quelli di Padova. Sulla follia ultra ha preso la parola anche Fabio Capello, intervenuto a Buongiorno Sicilia. Sono pochi a cui i giocatori, tutti quanti hanno dato importanza e siccome si sentono potenti e nessuno può toccarli, commettono queste sciocchezze che poi ricadono su tutti coloro che vorrebbero andare allo stadio a vedere uno spettacolo e divertirsi. E invece ci sono questi che lo fanno di mestiere e questo era il problema. I 17 Daspo hanno raggiunto gli 11 arrestati protagonisti dell'invasione di campo, nonché 6 altri ultracatanesi filtrati alla stazione ferroviaria di Padova prima di far rientro in Sicilia e trovati in possesso di fumogeni, petardi e bombe carta. Tra gli arrestati anche un quarantenne già destinatario di Daspo nel 2015 e 2017. Ci troviamo di fronte a veri e propri professionisti degli scontri, afferma il questore di Padova Odorisio. In casi gravi, i Daspo agli stadi devono essere a vita. Sono arrivati in Sicilia nelle stesse ore. Salvini da Belpasso rilancia la necessità del ponte sullo stretto. Schlein a Messina e con i comitati del no. Luca Ciliberti. Insieme sullo stesso aereo atterrato in Sicilia, da una parte Matteo Salvini, il più grande sostenitore del ponte sullo stretto, dall'altro Elly Schlein, contraria alla grande opera. Abbiamo scherzato, io le ho detto io vado per costruire, tu vai per fermare, è il bello della democrazia. Non capisco come si possa dire di no a delle opere pubbliche che creeranno decine di migliaia di posti di lavoro per operai, per ingegneri, per tecnici, per commercianti, che saranno un'opportunità per gli studenti, per le famiglie, però è il bello della democrazia. Qualcuno dice che non bisogna fare infrastrutture. Per me, per la Lega, per il ministero che dirigo, le infrastrutture servono in Sicilia come in tutta Italia. Però continuiamo a pensare che in questa terra, in Sicilia, serva come in Calabria anzitutto un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 15-20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo. Ci domandiamo perché tutta questa fretta, è una fretta che sembra elettorale, che non ha a cuore però il vero destino di questa comunità, di questo territorio.
Il ministro va a Belpasso per inaugurare l'ennesimo cantiere, stavolta si tratta dell'ultimo tratto della metro Mister Bianco Paternò. La Schlein invece va a Messina per sostenere le ragioni dei no ponte in un luogo simbolo, a Torre Faro, dove dovranno avvenire gli espropri per fare spazio ai cantieri. Il Partito Democratico è compattamente da nord a sud al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del ponte che sta portando avanti Matteo Salvini. Ma Salvini promette che il ponte non solo si farà, ma che il cantiere vedrà la luce entro il 2024. L'apertura del cantiere del ponte prima o dopo le europee? No, a me interessa aprirlo, non apro i cantieri in base alle scadenze elettorali, mi sono impegnato ad aprire i cantieri entro il 2024, tutti ridevano, vediamo alla fine del 2024 chi ride, io penso che sorrideranno gli italiani. E sempre in tema di infrastrutture, cresce la metro a Catania, aperto il cantiere tra Mister Bianco e Paternò, ma non c'è il collegamento con la città, i lavori tra Montepo e Mister Bianco non sono ancora partiti. Inaugurati i lavori del primo lotto della metro Mister Bianco Centro Paternò, si tratta di 11,5 km di percorso per il 50% interrato in galleria attraverso 3 comuni, Mister Bianco, Belpasso e Paternò, con 5 stazioni da realizzare. A regime, quando avevamo raggiunto completato l'intervento, ha realizzato tutte quelle che sono le fermate, i sistemi di interscambio modale fino a 60 milioni di viaggiatori l'anno. L'orizzonte temporale di riferimento è il 2026, probabilmente per l'aeroporto andremo anche fino al 2027, però oramai i cantieri ci sono, i contratti sono stati stipulati, ci sono anche i finanziamenti, quindi possiamo parlare di una programmazione sostenibile. La tratta rappresenta l'ultima sezione, il completamento dell'intera linea metropolitana lunga complessivamente 30 km che collegherà Paternò con Catania e il suo aeroporto. L'importo dell'intervento complessivo affidato mediante accordo quadro è di 729 milioni e mezzo di euro con fondi del PNRR, il tempo stimato per la sua realizzazione è di 35 mesi. Una tratta che però rischia di rimanere isolata per la mancanza del tratto di collegamento tra Montepo e Mister Bianco. I lavori sono fermi per un contenzioso tra la ferrovia Circumetnea e la ditta che deve realizzare l'opera, la stessa che blocca la tratta Stesicoro-Fontanarossa. Ben venga l'inizio di questa grande opera. Siamo contenti e soddisfatti che il vice premier venga qui tra i paesi di Mister Bianco, Motta, Piano Tavola, Belpasso, su Piano Tavola in questo caso, Belpasso e anche la città di Catania, vedo l'assessore, però staremo attenti e staremo con fiato sul collo, lo dirò anche al ministro, sui lotti che mancano, perché non possiamo permetterci una potenziale opera incompiuta. E parliamo adesso dei centri per l'impiego. Il governo regionale ha stanziato 19 milioni di euro per il loro potenziamento e metterli in grado di fronteggiare le nuove politiche attive sul lavoro. Maglio Viola. Oltre 19 milioni di euro per potenziare i centri per l'impiego in Sicilia. La Giunta Schifani ha approvato il nuovo piano regionale finanziato con risorse assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si tratta proprio di poco più di 19 milioni e 100 mila euro che serviranno per tutte le attività legate al rafforzamento delle competenze del personale e al potenziamento delle infrastrutture dei centri per l'impiego. Il piano servirà a rafforzare i servizi di orientamento e formazione per cercare di ridurre il gap esistente tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente possedute dalle persone in cerca di un impiego. Attraverso il potenziamento delle strutture si potranno offrire servizi di qualità più alta e migliore gestione del tempo, questo anche alla luce delle trasformazioni dell'ex reddito di cittadinanza. Il piano era stato trasmesso all'unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nell'ambito del PNRR e alla Direzione Generale Romana delle Politiche Attive del Lavoro, che lo avevano ritenuto coerente rispetto alla struttura e ai contenuti. Negli ex uffici del lavoro sarà potenziato anche il personale. La maggior parte delle assunzioni che la Regione sta facendo grazie ai concorsi banditi nel 2022 sono infatti destinate proprio al potenziamento dei centri per l'impiego. I primi contratti sono stati firmati a dicembre e gli impiegati sono in servizio dal 3 gennaio, mentre la seconda ondata di nuovi assunti arriverà a metà aprile. Ieri ritrovamento di ossa in un'abitazione a Favara. Il padre di Jessica Lattuga dubita che i resti possano appartenere alla figlia scomparsa 6 anni fa. Davide Sardo. A Favara è giallo dopo la scoperta di alcune ossa verosimilmente umane nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento disabitato di uno stabile in via Luigi Laporta nel centro storico. Immobile e frammenti ossei sono stati sequestrati dai carabinieri. Sarà estrapolato il DNA. Al lavoro sono gli specialisti del RIS di Messina. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo.
Si indaga ad ampio raggio, si ipotizza anche che i frammenti siano stati dissotterrati, seppelliti e poi riemersi tra dei calcinacci e forse con consapevolezza. Sono ascoltati gli operai al lavoro e non solo. Via La Porta è a circa 70 metri dall'abitazione dove ha dimorato Jessica Lattuca, la donna che adesso avrebbe 34 anni, madre di 4 figli, di cui non vi sono tracce dall'agosto del 2018. Nell'abitazione con il padre anche il fratello Vincenzo, già indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della sorella, e poi morto per overdose di eroina il 20 giugno del 2023. Il padre, Giuseppe Lattuca, dubita che le ossa appartengono alla figlia. Non penso che la uccidevano, che la seppellivano qua a Jessica. Insomma, questi piccoletti ossa, insomma, noi che abbiamo ossa minimo di mezzo metro, sia il ginocchio sia il corpo di sotto. Escludo che siano magari ossa antiche. Secondo quanto ha ipotizzato la procura di Agrigento, Jessica Lattuca sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza di lei. Nella casa del padre di Jessica, eccola angusta e ristretta, dove hanno vissuto sia lei che il fratello Vincenzo, sono state trovate le tracce ematiche riconducibili a Jessica. Una donna palermitana avrebbe adescato su una chat di incontri un ingegnere romano di 30 anni più vecchio. L'avrebbe sedotto, convinto a lasciare la moglie e gli avrebbe spillato decine di migliaia di euro. Tutto al telefono perché i due non si sono mai incontrati. Dopo aver scoperto che la donna gli aveva raccontato una serie di bugie, la vittima ha presentato denuncia. Auto vendute come nuove a prezzi gonfiati. A Caltanissetta sequestrate oltre 100 vetture con il contachilometri taroccato. Desiree Ferlito. Auto vendute come fossero nuove a prezzi gonfiati. Un'operazione del comando provinciale di Caltanissetta ha scoperto un giro di compravendita di autoveicoli ringiovaniti con la tecnica della manomissione del contachilometri, così da mostrare al lineare acquirente una strada totale percorsa ben inferiore al reale, rendere il mezzo più appetibile e puntare su prezzi di vendita più alti. Gli introiti di questo trucchetto ammonterebbero a circa 400.000 euro, almeno 100 le autovetture sequestrate, 10 milioni i chilometri scalati. L'operazione Chilometro Zero nasce da un'attività investigativa avviata dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Il totale delle autovetture oggetto dell'analisi sono state circa 3.000, quindi hanno consentito anche di sviluppare successivi accertamenti che sono stati poi coordinati dalle procure della Repubblica di Gela e di Caltanissetta a mezzo riscontro presso le banche dati in uso al corpo, nonché il sito del portale automobilista, che consente ovviamente al consumatore finale di verificare le revisioni periodiche degli autoveicoli, e anche il portale dell'ACI e il contributo che ci hanno dato anche le case madri, che ovviamente ci hanno fornito i dati dei tagliandi e i dati delle eventuali lavorazioni effettuate nel tempo negli autoveicoli. Da qui è emerso che alcuni rivenditori avrebbero effettuato lo schilometraggio dei veicoli venduti. Continua l'incessante azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni delle frodi in commercio svolte dalle Fiamme Gialle nissene, a tutela del consumatore. Inizia fra le polemiche il processo a 31 fra imprenditori e commercianti del quartiere palermitano di Brancaccio. Al tempo stesso vittime e complici degli estorsori. Sono tutti accusati non solo di non aver denunciato le richieste, ma di averle perfino negate nonostante le intercettazioni. All'udienza preliminare nel comune di Palermo, nelle associazioni di categoria si sono costituiti parte civile. Le uniche a presentare istanza sono state le associazioni Addio Pizzo, FAI e Sportello Solidarietà. Il processo è stato rinviato di 3 mesi. Le donne che sanno parlarsi e superare le bandiere anche quando sono in guerra. Oggi alla Facoltà di Scienze Politiche di Catania un incontro sul tema organizzato dalla CGIL, in collegamento 2 madri da Israele e dalla Cisgiordania. Roberta Lunghi. Dal primo momento che muore una persona da questa parte o dall'altra, stiamo perdendo tutti.
Sono state forti e commoventi le parole di Angelika Edna Kalolivne da un kibbutz in Israele e di Samar Sahar dalla Cisgiordania, entrambe in collegamento oggi a Catania durante l'incontro Donne nelle guerre, Donne per la pace, nell'aula di scienze politiche organizzato dalla segreteria confederale della CGIL di Catania insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Unicit. Sono state l'emblema di come le donne sappiano superare le bandiere e sappiano parlare sempre. Le donne si parlano sempre, sono nella guerra, però sono per la pace. E sono per la pace per un motivo probabilmente ancestrale e biologico, perché la donna mette al mondo la vita. Vogliamo essere più vicine al dramma di tutte le donne che in questo momento stanno vivendo i conflitti, le guerre nel mondo, e sono davvero tantissime, sono circa 600 milioni. È stato un coro di racconti personali, al contempo collettivi, analisi di difficili questioni internazionali, condivisione del dolore più grande per le donne in guerra, come la perdita di marito e figli e la ricerca di brandelli dei corpi dilaniati da portare in cimitero. Ci sono volontari che si occupano della ricerca e i madri o le mogli chiedono almeno portami una parte del mio marito o del mio figlio. E poi la suggestione di un'altra donna, l'attrice Guiaiello, che con sensibilità e forza ha recitato 2 brani, di fronte alla platea di studenti che ha ascoltato attonita le testimonianze, scegliendo alla fine una sola parola per descrivere il proprio sentimento di fronte alle guerre. Tristezza, ripudio, angoscia, frustrazione perché trovo incredibile come si ripetano dinamiche con meccanismi diversi ma sempre uguali di violenza. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e torniamo per raccontarvi la protesta degli agricoltori che va avanti. A tra poco. Ancora in strada a manifestare gli agricoltori siciliani lamentano il netto aumento dei prezzi e il declassamento del prodotto siciliano per favorire l'importazione dall'estero. Marco Gullà. Una protesta, quella degli agricoltori allevatori, che non conosce titoli di coda. Ancora una volta è Palermo il teatro della manifestazione, con agricoltori che sono arrivati da ogni parte della Sicilia, ma anche dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Basilicata. Una sfilata senza trattori, ancora una volta non autorizzati. Capolinea Palazzo d'Orleans per consegnare un documento al presidente Schifani con tutte le richieste degli agricoltori siciliani. Basta con l'importazione di prodotto non italiano, non siciliano, abbiamo prodotti ottimi qua e dobbiamo valorizzare i nostri prodotti. Un altro punto che gli agricoltori hanno inserito nel documento è la qualità del prodotto, come il grano che paradossalmente viene importato da altri paesi, declassando invece quello siciliano qualitativamente superiore. A guardare i campioni che hanno preso la forestale a Pozzallo l'altro giorno, non è di qualità. In una mano c'erano 5 chicche di grano verde. Quindi le micotossine sicuramente erano abbastanza alte, però è nei limiti di legge perché l'asticella è messa a 1750. Produciamo in perdita, non riusciamo a fare il reddito con prodotti che abbiamo sani e genuini e non sappiamo più che pesci prendere sinceramente, perché anche buon Dio sinceramente si ci sta mettendo pure un pochettino contro. Abbiamo anche un'annata siccitosa quest'anno, veniamo da un'annata altrettanto siccitosa che quella dell'anno scorso. E poi altro problema, il netto aumento dei prezzi. Praticamente i concimi non si possono acquistare più, i mangimi per gli animali non si possono acquistare più, fieno per il tempo brutto purtroppo che abbiamo tra la siccità e le annate abbastanza forti di pioggia, dove arrivano bombe d'acqua e distruggono tutta la nostra produzione di foraggio, e siamo all'estremo proprio, non abbiamo più alcun alimento da dare ai nostri animali, siamo al collasso proprio. Ed è stata firmata l'ordinanza che regolamenta l'uso delle risorse, 6.100.000 euro stanziate a febbraio dal Consiglio dei Ministri per gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza incendi ed eccezionali ondate di calore che hanno interessato i territori delle province di Catania, Messina, Palermo e Trapani. Ne dà notizia la Protezione Civile regionale.
E siamo adesso all'addio al dirigente della Fiorentina Gio Barone, il giorno dell'ultimo saluto a Pozzallo. Il feretro di Gio Barone, morto per un malore, è in Sicilia per la camera ardente allestita nella cittadina in provincia di Ragusa di cui era originario. Il comune infatti ha allestito l'esposizione del feretro nella sala consiliare del comune. Una giornata di lutto e dolore prima della partenza per gli Stati Uniti, dove si terrà il funerale. Ci è ancora una pausa e poi torneremo per vedere gli ultimi sviluppi di Catania-Padova. Siamo al calcio, Catania-Padova si giocherà a porte chiuse, il club etneo rinuncia a presentare ricorso e ne spiega i motivi in una nota. A rischio c'è anche Catania-Giugliano. Francesco Triolo. Niente ricorso, il Catania accetta la decisione e la sanzione del giudice sportivo di fare disputare a porte chiuse la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C in programma martedì 2 aprile alle 20 al Massimino contro il Padova, e il club rossazzurro ne ha spiegato anche le ragioni. Noi vogliamo ispirare la comunità di Catania e consentirle di essere orgogliosa dei valori del club che in questo caso incidono profondamente sulla nostra scelta, le parole della società attraverso una nota ufficiale. Dal rispetto per le istituzioni a quello per le forze dell'ordine e per i tifosi rossazzurri amareggiati, per le famiglie che vogliono vivere lo stadio con gioia e spensieratezza, per le regole e per il calcio, le parole della società. La rinuncia al ricorso, scrive il club etneo, per offrire anche l'esempio con un segnale forte e chiaro, per dare un motivo d'orgoglio a chi vorrà apprezzare questa scelta etica. Ma potrebbe non essere la sola sanzione. L'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti invitato la società rossazzurra a bloccare la vendita dei biglietti per la gara di giovedì prossimo al Massimino contro il Giuliano. Il rischio porte chiuse è concreto. L'ultima parola spetterà al prefetto di Catania, Maria Carmela Di Brizzi, e intanto è arrivato come prevedibile l'immediato divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri in occasione della partita in programma domenica alle 14 contro la Turris. Queste le novità fuori dal campo. Mentre la squadra cerca di isolarsi, Zeoli sta lavorando più sulla testa che sulle gambe dei giocatori per trovare la concentrazione necessaria in vista della decisiva sfida di Torre del Greco. È quasi l'ultima spiaggia per i campani, che in caso di vittoria dimezzerebbero lo svantaggio degli etnei, che a quel punto si ritroverebbero invischiati nella bagarre salvezza, con il rischio di vedere vanificato il percorso di Coppa e quindi la possibilità di giocare i play-off. Zeoli tiene sulla corda il gruppo e per la sfida del Liguori dovrà valutare le condizioni di Bua e Teio. Probabile l'impiego dal primo minuto per Welbeck, squalificato in Coppa, sulla via del pieno recupero di Carmine, che schierato all'Euganeo potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gare in corso. E questa sera va in onda Preview con gli ospiti di Marco Carli. Torneremo sui fatti di Padova, sulle decisioni del giudice sportivo e sulle reazioni in casa Catania. Ci proietteremo inoltre sulla sfida di domenica con la Turris, altro snodo cruciale della stagione rossazzurra. E dopo 2 trasferte consecutive il Messina torna domani pomeriggio al Francoscoglio per ospitare il Foggia in palio, punti pesanti per i play-off. Sergio Colosi. È la sfida per giocarsi l'accesso ai play-off, fondamentale ma non decisiva. Per l'incontro con il Foggia in programma domani alle 14 al Francoscoglio, il Messina può contare sulla migliore formazione, scortato dall'entusiasmo di un pubblico più numeroso del solito. 2 fattori di non poco conto per una squadra che in questa stagione ha alternato momenti difficili e di grande rilancio. Adesso c'è la possibilità di chiudere il discorso salvezza e rientrare nello sprint finale per i play-off. Di fronte però un Foggia motivato che in classifica ha un punto in più dei giallorossi e ha vinto 5 delle ultime 7 gare, fermando domenica scorsa anche la capolista Juve Stabia, sconfitto soltanto dal Benevento. Numeri simili tra chi va a 1000 e chi invece, pur facendo molto bene come il Messina nel 2024, non vince da 3 giornate. Abbiamo visto giocare il Foggia, è una buona squadra organizzata e sicuramente incontrarla in questo periodo non è una bella cosa perché hanno fatto molti risultati utili consecutivi,
poi si vede che sono in salute. Noi ce la metteremo tutta, anche perché noi siamo anche in buono stato e quindi ce l'andremo a giocare a viso aperto davanti ai nostri tifosi. Modica valuta sistema di gioco e uomini, l'abbondanza gli dà margini di scelta e il tecnico di Mazzara ha dimostrato qualche volta di non mancare di fantasia. Dalla presenza o meno di Emmausso, che ha scontato le 2 giornate di squalifica, dipende la scelta del modulo e l'utilizzo degli under, che dovrebbero essere Ortisi, Frisen e Zunno. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.